persone che dedicano la propria vita alla solidarietà. Ci sono quelli che hanno tappezzato i loro paesi delle bandiere della pace. C'è questa straordinaria comunità di persone che non è rappresentata dalla politica. Questa è l'immagine del nord-est da cui riparte Michele Santoro, da qui da Padova, una città che gli piace, dice semplicemente, e che gli offre il palcoscenico di chiusura della Fiera delle Parole. Da qui lancia i suoi comizi d'amore, la trasmissione che realizzerà grazie a un contributo degli utenti. Questa mattina alle 9 più di 10.000 persone avevano già versato i loro 10 euro per far partire questa straordinaria avventura che stiamo compiendo insieme. Comizi d'amore verrà trasmessa da Antenna 3 Nord-Est oltre ad altre reti sul digitale, su Sky e sul web, per andare oltre l'immagine di una TV che a Santoro è molto chiara. Quanta spazzatura c'è dalla mattina al pomeriggio alla sera? Ho sempre detto che questo è l'unico caso in Italia di riciclaggio dei rifiuti riuscito, perché sempre la stessa spazzatura, trasformando la televisione italiana in una gigantesca hamburgeria. Sempre più cruciale il ruolo delle TV locali. Io posso dire quello che voglio, ci sono le televisioni locali di area che stanno trasmettendo quello che io vi sto dicendo. A migliaia lo ascoltano, fuori davanti al maxischermo, dentro nel salone che non manca, con la sua meraviglia, di dare uno spunto alla critica. Che alle spalle tra l'altro mi propone un cavallo in grande stato di salute rispetto al cavallo morente al quale siamo abituati.